Buongiorno e benvenuti a Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Trascorreremo assieme un'ora e mezza con tutte le ultime notizie provenienti dalle 7 province del Veneto. Questa edizione la apriamo con la cronaca, parliamo dell'allerta borseggi a Venezia che rimane molto alta. L'ultimo episodio riguarda un esercente che ha sventato uno scippo ma poi è stata aggredita a sua volta dalle borseggiatrici. Ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori che è per noi in Campo San Polo e per farci raccontare questa vicenda. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno anche a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai anticipato ci troviamo in Campo San Polo e l'esercente di cui stavi parlando si trova nel bar alle mie spalle, nel bar ristorante. In realtà lei non è assolutamente nuova a episodi di questo tipo, anzi ci ha raccontato poco fa che lei i borseggiatori e le borseggiatrici che si aggirano in particolare in questa zona, perché ormai l'abbiamo documentato in tutte le salse che si suddividono anche le diverse zone della città, lei li conosce benissimo, ha parlato addirittura di ragazzini, quindi di giovanissimi, dice veniamo sbeffeggiati continuamente e soprattutto noi non possiamo fare nulla, se noi alziamo un dito, ci ha detto, veniamo immediatamente puniti, mentre loro possono farci di tutto. E per fare di tutto è proprio quello che è accaduto a lei, perché proprio mentre tentava di sventare un borseggio a danno di alcuni dei suoi clienti nel ristorante, ignari di quello che stava per accadere, cosa che invece lei aveva capito perfettamente, è stata presa di mira e aggredita, ferita ad un braccio. Ora noi vi faremo sentire parte della sua testimonianza che abbiamo raccolto proprio poco fa, però non vedremo il suo volto perché ovviamente per motivi che possiamo ben capire non se la sente di rendersi insomma visibile alle telecamere, perché ovviamente hanno anche paura. Quello che però lei ha voluto evidenziare è che soprattutto gli esercenti, ma non solo, non vengono tutelati, non c'è abbastanza sicurezza e bisogna fare assolutamente qualcosa per far fronte al fenomeno dei borseggi in città. Ascoltiamo dunque la sua testimonianza. Nel frattempo io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Loro non c'è niente paura perché loro minoranze, noi tutti i ragazzi noi non possiamo toccare loro niente, invece noi si tocca loro fa a noi andare carriera, invece loro si può fare noi tutto. Mi dispiace tanto, il cliente viene qua, fa viaggio, rovina tutto, e tante volte perché loro sotto portici qua, quasi 4 sempre fisso qua. Quanti sono? 4 ragazzini sempre fisso, poi tutti i giorni passa qua 10 persone, il gruppo passa qua, come vai a lavorare, tutte le mattine passa, dopo sera torna a casa, sempre anche dice oggi abbiamo lavorato qua, là, è così, capito? Noi sempre dice no, non fai avvicinare il nostro cliente, non fai sedere, loro prende con noi, capito? Minaccia noi, fa così, tutte le volte passa, un'altra volta sputa, perché io qua da tranquilla, fuori, lei quando loro passa, è così. Le sputano in faccia? Sì, sputa in faccia, anche fa gesto, brutto gesto, capito? Sono agghiaccianti i risvolti dell'indagine della Procura di Roma che in queste ore ha portato all'arresto di 3 persone e alla denuncia di altre 6 per produzione e diffusione online di materiale pedopornografico. Tra gli arrestati c'è anche una 70enne bellunese. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. È un 70enne della provincia di Belluno, già noto per precedenti specifici, la persona arrestata nell'ambito di una vasta e importante indagine della Procura di Roma che ha coordinato l'attività della polizia per il contrasto della diffusione di materiale pedopornografico su internet. Del 70enne arrestato al momento non si hanno particolari, è tuttavia vero che la polizia postale, il compartimento della polizia postale del Veneto
entro breve dovrebbe fornire qualche dettaglio relativamente alla personalità di questo soggetto che è stato arrestato assieme ad altre 2 persone residenti in diverse province dell'Italia. In questa operazione ci sono 6, si contano anche 6 denunciati. L'operazione naturalmente riguarda i reati della pedopornografia online. L'indagine, come vi dicevo, è frutto di una articolata e complessa operazione sotto copertura che è stata condotta dagli specialisti del Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, che hanno operato anche infiltrandosi negli ambienti virtuali criminali, un'attività iniziata nel 2024 che ha consentito di monitorare in maniera molto continuativa anche l'attività di distribuzione e di diffusione sui canali internet di questo materiale illecito anche a livello transnazionale. È stata individuata la diffusione di materiale sessuale realizzato con la presenza di minori, le vittime anche in tenera età, materiale generato anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. La collaborazione con l'FBI ha consentito poi di acquisire informazioni utili per individuare i 9 soggetti. Vi dicevo, 3 sono stati arrestati. 9 i decreti di perquisizione domiciliari emessi dalla Procura di Roma nei confronti degli indagati per detenzione, per divulgazione di materiale illecito. Questa operazione ha coinvolto le province di Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia per l'appunto per l'arresto, lo ripetiamo, di questo 70enne della provincia di Belluno, già noto per precedenti simili. Tutti i dettagli vi saranno forniti nelle prossime edizioni del telegiornale. Grazie a Tiziana Bolognani da Belluno. Una vera e propria banca occulta per riciclare denaro, invece quella che è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Venezia e Padova nella zona industriale della città del Santo. Sono 17 le misure cautelari eseguite e sono stati confiscati beni per 40 milioni di euro. Coinvolti anche imprenditori italiani. Accanto alla banca è stata scoperta anche una bisca clandestina. Un caseggiato anonimo in zona industriale con gli ingressi videosorvegliati e accanto una bisca clandestina emersa durante le indagini. Era nascosta qui la banca occulta gestita da un sodalizio di cittadini cinesi con al vertice un vero e proprio CDA. Qui nascosti in borse della spesa o scatole di scarpe arrivavano ogni giorno fiumi di denaro che venivano poi riciclati. Un'indagine lunga partita dal controllo del territorio ha permesso ai militari dei comandi provinciali della Guardia di Finanza di Venezia e Padova, coordinati dalla Procura di Padova, di indagare 21 persone, 17 le misure cautelari eseguite per reati diversi, tra i quali l'associazione a delinquere, 7 in carcere, 5 agli arresti domiciliari, altri 5 con l'obbligo di firma. Non abbiamo trovato un vero e proprio capo dell'organizzazione, ma una serie di personaggi che avevano un ruolo importante di promotori e di coordinatori di questa associazione. Poi il problema è che sicuramente ci sono dei contatti direttamente anche con la madrepatria, con la Cina, e lì chiaramente diventa difficile andare a investigare. Nella banca contasoldi, cassaforti, un ingresso sorvegliato e permesso solo a volti noti. I 3 soci avevano accanto 2 donne, una che gestiva la raccolta e la distribuzione del contante, l'altra coinvolta nella rete di prestanome. Accanto ai 3 soci anche un soggetto definito il commercialista, specializzato nella gestione delle società di comodo e nel trasferimento del denaro all'estero, una struttura flessibile in grado di usare anche le criptovalute. Davvero molto avanzati tecnologicamente, utilizzando comunque un sistema anche antico che è quello della banca occulta, e quindi un rapporto di fiducia. Loro avevano disponibilità di cambiare l'assetto finanziario in base alle esigenze del cliente. Il cliente voleva contante? Provvedevano al contante. Il cliente voleva invece investimenti particolari tecnologici con criptovalute?
offrivano anche questo servizio. Oltre 200 i militari impegnati in 35 perquisizioni domiciliari nelle province di Padova, Venezia, Treviso, Brescia, Milano e Prato, che hanno sequestrato 200.000 euro in contanti, $1 milione in criptovalute, gioielli e orologi di valore. Autorizzato il sequestro preventivo di beni e contanti per 40 milioni di euro, una rete capillare e sovranazionale con contatti in diversi paesi europei, tra i quali la Germania, 3 i punti di raccolta individuati tra Padova e provincia. Le indagini, anche tecniche, soprattutto tecniche, ci hanno permesso di individuare tanto la banca quanto almeno 3 centri di raccolta del denaro, 2 abitazioni private e un ufficio all'interno del centro ingrosso Cina. La banca prestava denaro a usura con tassi del 120%, ma finanziava anche i giocatori d'azzardo della vicina bisca clandestina. Emersi contatti con diversi imprenditori italiani, tra di loro uno domiciliato a Dubai e posto agli arresti domiciliari per aver riciclato tra ottobre e lo scorso aprile 600.000 euro in contanti. Poco prima delle 6 di questa mattina un incendio ha coinvolto un barchino ormeggiato in Calle Larga Piave a Cannareggio. Un principio di incendio invece riguardato un'altra imbarcazione nei paraggi. Una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del SUEM 118. Alcuni passanti hanno tentato di domare le fiamme con gli estintori, mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia di Stato in supporto alle operazioni di sicurezza. Sul posto anche la Polizia Locale di Venezia e i carabinieri del nucleo natanti lagunare. La barca, avvolta dall'incendio, come vedete da queste immagini, è stata domata con dispositivi schiumogeni degli operatori del 115, mentre era ferma in Rio della Madonna dell'Orto, nel sestiere di Cannareggio. Dalle prime verifiche le fiamme sarebbero divampate mentre il proprietario lavorava alle parti elettromeccaniche dell'imbarcazione. L'uomo è stato portato al pronto soccorso con un ustione alla mano. Una volta domato il rogo e messa in sicurezza l'area, è stata rimossa la barca che rischiava di affondare. Sorvolando l'area era ben visibile in centro storico di Venezia una vasta colonna di fumo scuro, come vedete anche da queste fotografie. E alle 3:50 di questa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati anche nell'incendio di un camper a Conegliano. Ci siamo spostati nel Trevigiano. Subito si è attivato il dispositivo di soccorso con l'invio della squadra del distaccamento di Conegliano e con il supporto di un'autobotte proveniente dalla sede centrale di Treviso per l'approvvigionamento idrico. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento del camper ed hanno evitato che il fuoco si propagasse alle aree circostanti. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Una cena in famiglia si è trasformata in un bagno di sangue a Cogollo del Cengio. Un 32enne ha accoltellato il fratello 30enne per futili motivi. Arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato il fratello convivente, si trova ora in stato di libertà. È quanto successo sabato sera in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Montetesso, a Cogollo del Cengio. A finire in manette un 32enne di origini dominicane, fermato nella notte dai carabinieri al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Vicenza. Secondo la ricostruzione dei militari del nucleo operativo e radiomobile di Schio e della stazione di Piovene Rocchette, la violenza è scoppiata per futili motivi durante una cena in famiglia, alla presenza della madre del patrigno. Il 32enne ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il fratello 30enne con un primo fendente al torace per poi infierire provocandogli ulteriori ferite al braccio e al volto. Sul posto è prontamente intervenuto il SUEM 118 che ha prestato le prime cure e trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale Alto Vicentino di Sant'Orso, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. I militari hanno inoltre sequestrato l'arma, un coltello con una lama di circa 11 cm, oltre agli indumenti intrisi di sangue. Dagli accertamenti non risultano precedenti interventi delle forze dell'ordine nell'abitazione né segnalazioni riconducibili al codice rosso. Il 32enne, affetto da diverse patologie, si trova ora nel reparto di psichiatria dell'ospedale Alto Vicentino. E si indaga su un presunto regolamento di conti per l'accoltellamento tra minorenni avvenuto sabato sera in pieno centro ad Arzignano. Resta la paura tra i residenti che non si sentono più al sicuro. Un
Un possibile regolamento di conti tra minorenni al centro delle indagini per l'aggressione avvenuta sabato sera in pieno centro ad Arzignano, dove 2 giovani sono rimasti feriti, uno in modo grave. L'episodio si è verificato intorno alle 21 lungo via Campomarzio. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di 3 o 4 ragazzi di origine albanese avrebbe raggiunto la piazza con l'intento di affrontare un 17enne bangladese con cui ci sarebbe stato un litigio giorno prima. Con lui c'era anche un amico 16enne di origine magrebina che nel tentativo di difenderlo è stato colpito al torace con un coltello, riportando le conseguenze più serie. Il 17enne è stato invece ferito all'addome con un cacciavite. Dopo l'aggressione, i responsabili si sono allontanati verso la stazione, mentre i 2 feriti sono riusciti a rifugiarsi in un locale nella zona, in viale Kennedy, da dove è partita la richiesta di aiuto. Il 16enne si trova ora ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, mentre l'amico, in condizioni meno gravi, è stato trasferito all'ospedale Cazzavillan per accertamenti. Resta ora la paura tra i cittadini, che non si sentono più al sicuro. No, sicura no, mai. Io quando già si scura un pochettino fuori vado a casa. Ho paura di camminare, ho paura di andare in giro, sto sotto le chiavi e basta. Vado dai miei figli se mi chiamano, se non sto in casa mia. Giustizia più dura per questi ragazzi immigrati che sono qua. Bisognerebbe controllare un po' l'immigrazione irregolare e soprattutto che quelli che vengono trovati, diciamo che commettono dei reati, effettivamente una volta individuati vengano espulsi, perché molto spesso le forze dell'ordine li prendono, però poi il giudice attraverso vari escamotage li fa liberare, quindi alla fine siamo punto da capo. Credo ci sia qualche problema anche a livello di famiglia e di educazione, perché sono cose inimmaginabili fino a penso a una decina d'anni fa. I carabinieri di Arzignano stanno lavorando su testimonianze e immagini di videosorveglianza per risalire agli aggressori, un fenomeno tristemente in crescita, quello della violenza giovanile, che preoccupa anche gli esperti. Evidentemente non hanno appreso e interiorizzato l'empatia, l'alterità, il valore della vita. È evidente che per questi ragazzi l'autostima non è stata il frutto di altri percorsi di sviluppo della personalità. Si deve pertanto prendere atto che la violenza sembra essere sempre più spesso l'unica risposta nella gestione di emozioni negative o di conflitti. Abbandoniamo per un attimo la cronaca e parliamo di interventi di sicurezza stradale in provincia di Vicenza. La provincia di Vicenza, per l'appunto, ha disposto un contributo di oltre 3,5 milioni di euro per lavori urgenti. Sono previsti nuovi cantieri dall'altopiano alla pianura e ai colli iberici. Per sapere di più di quanto deciso ci sono per noi Daniele Garbine e Simone Squarcina, anche tra l'altro con il presidente della provincia Andrea Nardin. Buongiorno. Sì, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo in provincia, proprio alla mezza inizierà proprio una conferenza ufficiale proprio di presentazione di questo piano che ha illustrato un attimo fa, oltre 3,5 milioni di euro destinati alla provincia per la sicurezza, come oltre al presidente Andrea Nardin anche il consigliere delegato per la viabilità Maria Cazzino Franco. Ecco, allora facciamo proprio il cappello iniziale, passiamo al presidente che introduce un po' perché si è arrivati a questo, soprattutto è un'operazione difficile, avete stabilito anche delle priorità. Come accennato si parte dall'altopiano per poi scendere anche in pianura e ai colli iberici. I criteri, perché si è arrivati a questo? Sì, un intervento strutturato che vede con questa ultima tranche un ulteriore intervento di 3 che portano complessivamente l'investimento a circa 12 milioni che con il contributo dei comuni sviluppano 24 milioni di interventi. 24 milioni che vanno a intervenire su quelli che sono gli elementi di criticità che voi stessi avete segnalato in alcune situazioni che vedono le persone fragili, la mobilità fragile molto spesso a rischio, quindi la volontà di intervenire in quelli che possono essere attraversamenti pedonali, marciapiedi, ma soprattutto in alcuni casi anche riuscire attraverso il posizionamento di alcuni dossi a rallentare il traffico. Quindi la provincia di Vicenza in collaborazione con i comuni ha sviluppato appunto questa progettualità che prevede ad oggi 52 interventi in tutta la provincia. Alcune situazioni come quelli citati sono prevalentemente appunto dossi di rallentamento o miglioramento della situazione riguardo appunto a degli impianti semaforici che vanno adeguati, però quello che è importante è che la collaborazione consente di raddoppiare l'investimento complessivo. Ecco,
Ci si prospetta allora un periodo quando inizieranno i lavori, soprattutto anche delle congestioni del traffico. Come vi siete organizzati? Con quali criteri pensate di organizzare? Questo è un compito che spetta ai comuni. Il nostro scopo come Casa dei Comuni è stato quello di mantenere aperto un dialogo costante, di essere pronti a essere accanto ai sindaci e ai loro territori per dare una risposta concreta attraverso questi contributi che sono una spinta a progetti già pronti che aspettavano proprio un aiuto per andare a risolvere le criticità che ogni singolo comune presenta al suo interno. Sono molto diversi, infatti le tipologie di intervento per rispondere un po' alla domanda sono di tipo diverso. Alcune richiederanno pazienza da parte dell'utenza quando si andrà a lavorare per tratti lunghi tipo marciapiedi messi in sicurezza, quindi tratti di marciapiedi anche abbastanza consistenti, però se tutti ragioniamo che in questo modo si sta proprio andando incontro a quella che è l'utenza debole e che si deve assolutamente tutelare anche in vista proprio della promozione di una mobilità più dolce, ecco, penso che da parte di tutti ci sarà questa attenzione e questa pazienza. Sono interventi attesi dalle comunità locali perché ognuno sa e vive il proprio territorio, il proprio comune, quindi ognuno sa quali sono gli interventi che renderanno migliore la vita, la vivibilità all'interno dei territori, e questo è lo scopo appunto della provincia. Ecco, allora prima di chiudere chiederei al Presidente, c'è un filo rosso che collega un po' tutti, c'è un criterio, una modalità, qualcosa che avete adottato che in qualche modo accomuna questi interventi? Credo che il filo rosso che unisce sia la volontà di garantire e migliorare la sicurezza delle persone che per lavoro, per diletto, per svago o semplicemente per esigenze familiari si devono muovere sulle nostre strade, e sul come intervenire la collaborazione attraverso anche questi dei progetti magari finanziati in precedenza dalla provincia stessa, riuscire a far sì che la sicurezza migliori. Come intervenire sulla sicurezza? Per quanto riguarda pedoni e bici, allontanandole dalle vie principali, quindi portandole su ciclovie o marciapiedi. Per quanto riguarda le macchine, magari soprattutto in centri abitati, penso per esempio alla realtà di Fosa o altre realtà in cui con rotatorie per esempio che vanno a ridurre la pericolosità di un incrocio piuttosto che i dossi, quelli lunghi, che vanno a rallentare il traffico, si fa sì che l'autista sia un po' più attento nel centro abitato, ma soprattutto magari rallenti un po' la velocità andando a rispettare quello che il codice della strada prevede, e questo migliora la sicurezza di tutti noi. Allora direi che per il momento della provincia è tutto, lasciamo andare alla conferenza stampa che ricordiamo inizierà tra poco. Se non hai domande da Vicenza è tutto, ringrazio allora i nostri ospiti. Grazie. E noi ringraziamo Daniele Garbine per questo collegamento in diretta da Vicenza con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. Riapriamo la pagina di cronaca e andiamo a Padova, perché la stazione continua ad essere territorio di spaccio e degrado. Nell'ultimo episodio segnalato dalla questura, un 22enne è stato arrestato dopo essere trovato in possesso di chetamina e hashish. Il minore poi ha aggredito anche gli agenti. Facciamo il punto sulla situazione in diretta con Marta Zatta, che si trova assieme al consigliere regionale Eleonora Mosco. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, questo è l'ennesimo episodio segnalato dalla questura. Un 22enne di origine romena è stato arrestato pochi giorni fa proprio per questioni di spaccio e dopo per aver opposto anche resistenza contro le forze dell'ordine, tanto che se l'è presa con la vettura degli agenti della questura di Padova. Il giovane è stato prontamente arrestato. Non è il primo episodio, non si tratta di un caso isolato qui alla stazione di Padova, dove continuano comunque i controlli della questura, ma sembrano non bastare. Prima di passare al nostro ospite, vediamo la ricostruzione della cronaca nel servizio di Valentina Visentina. Ancora controlli in zona stazione. Domenica sera la polizia ha arrestato un cittadino romeno di 22 anni trovato a spacciare droga in via Mameli. Gli agenti delle volanti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato il giovane cedere un involucro ad un'altra persona. Bloccati entrambi, la sostanza si è rivelata hashish. Perquisito, il 22enne è stato trovato in possesso di oltre 22 grammi di droga e circa 3 grammi di chetamina, nascosti negli indumenti e nelle parti intime. I poliziotti hanno perquisito anche casa sua
Padova sequestrando ulteriori 70 grammi di hashish, un bilancino di precisione, 2 coltelli e una spatola da taglio con tracce di chetamina, oltre a materiale per il confezionamento. Al momento del rientro in questura il giovane ha opposto resistenza colpendo gli agenti con calci e gomitate, sfondando il finestrino posteriore dell'auto di servizio. Per questo è stato denunciato anche per resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'udienza per direttissima si è conclusa con la convalida dell'arresto e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il questore Marco Doriso ha inoltre messo nei confronti del 22enne un foglio di via da Padova della durata di 3 anni. Non si tratta però solo di questioni di spaccio qui in stazione, dove ci troviamo proprio in questo momento assieme a Eleonora Mosco, che è consigliera regionale nonché capogruppo della Lega a Padova. Non si tratta solo di questioni di spaccio, perché stavano appunto circolano in questo momento, e le mandiamo anche in onda anche noi, immagini insomma di senza tetto che stazionano vicino alla stazione, quindi creando anche del disagio insomma a chi frequenta la stazione anche tutti i giorni. Sì, mi piace ricordare una metafora sociologica che è quella delle finestre rotte, cioè più si lascia uno spazio abbandonato in preda al degrado, più si richiama ulteriore abbandono e ulteriore degrado. Questo per dire cosa? Per dire semplicemente che un'area come la stazione, quindi un biglietto da visita di accesso alla città, che ha il primato di essere anche una città riconosciuta dall'UNESCO come Padova Urs Picta, non si può permettere di dare questo messaggio di benvenuto, che è un messaggio non solo e non tanto di sicurezza e di degrado, che certamente è, ma è anche il tema della marginalità sociale, che va affrontata con delle politiche sociali serie e strutturate. Quindi oggi il mio appello che faccio all'amministrazione comunale non è polemico, non è pretestuoso, ma si fonda semplicemente su una necessità obiettiva di non utilizzare bandiere ideologiche di una Padova accogliente e inclusiva, ma invece di una Padova che debba individuare delle risorse e delle politiche serie sulle politiche sociali, per evitare che ci siano queste situazioni di marginalità sociale così alla mercé di tutti. E secondo lei quali sono insomma le politiche sociali che funzionerebbero davvero? Insomma, c'è stata da un lato sì la zona rossa, però insomma sembra non funzionare, perché ormai è all'ordine del giorno insomma gli episodi di cronaca qui in stazione. Guardi, io rivendico che come Lega abbiamo sempre e solo parlato di sicurezza pubblica integrata. Oggi i fatti che voi avete raccontato, come l'arresto del rumeno e quindi da parte della questura, dimostra che la zona rossa funziona, perché la zona rossa è uno strumento finalizzato al presidio, al controllo del territorio, e infatti non appena sarà verificato questo episodio, subito la prontezza delle forze dell'ordine è stata quella di intervenire. Ma abbiamo anche detto che accanto agli interventi di presidio, controllo e repressione debbano coniugarsi attività di arredo urbano, di illuminazione, di viabilità, di controllo delle attività commerciali e politiche sociali strutturate. Cosa si può fare in materia di politiche sociali? Fare intanto una mappatura di tutte le aree che possono, e gli spazi anche pubblici che possono essere aumentati, implementati per ospitare queste situazioni che vivono in situazioni di grave marginalità sociale. Quindi è chiaro che io chiederò una mappatura e un rendiconto anche dei soldi spesi sulle attività sociali fatte al Comune, perché non si può pensare che l'attività sociale si debba fondare esclusivamente su attività di animazione delle piazze o attività di riqualificazione nel senso di concerti e manifestazioni, ma va affrontata in modo diverso e soprattutto serio. Ecco, io ringrazio Eleonora Mosco per essere stata qui con noi, e dal momento per la stazione di Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Marta Zatta e alla sua ospite Eleonora Mosco per questo collegamento da Padova con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto. Ora parliamo di rapine e torniamo a Feltri in via Culiada. Abbiamo incontrato le vittime della rapina avvenuta nella notte tra venerdì e sabato scorso. Rapine di via Culiada, emergono nuovi elementi a raccontarceli la stessa vittima dell'aggressione, Anna Paola Marcon. Parlavano un'altra lingua straniera, che non era una lingua gutturale, era una lingua dell'Est Europa. I malviventi erano 3, con accento fortemente marcato. Uno teneva in pugno una pistola e ha puntato l'arma contro l'addome della signora Bassani. Uno aveva invece un manganello e comunicavano non si sa con chi utilizzando un walkie-talkie.
Sono entrati in casa verso le 23 di venerdì scorso, purtroppo dalla porta principale ancora aperta perché i coniugi Bassani non avevano finito di lavorare con i loro fiori in vista della giornata successiva. Per esempio ieri dovevo fare l'ordine in Olanda e mi veniva da vomitare perché ho detto, capisco. perché faccio che lavorare anche domenica per dare i soldi ai ladri. I malviventi si sono impossessati dei telefoni delle loro vittime, buttandoli in un campo durante la fuga. Hanno prima colpito in volto la donna e poi chiuso entrambi in bagno. Lei, accentuando i suoi effettivi problemi fisici e inventandosi una malattia contagiosa, è riuscita a non farsi legare, potendo così dare l'allarme. I malviventi, reputati dalle vittime come dei professionisti, si sono dileguati con l'incasso della giornata che purtroppo Ivo Bassani non era riuscito a versare in banca e che era consistente, visto che chi acquista fiori al mercato raramente lo fa pagando con il bancomat. I carabinieri sono arrivati alle 3 di mattina, quando ormai era sabato, allertati da persone che, dal retro della villetta, avevano sentito gridare delle richieste di aiuto. Le indagini proseguono, coordinate dall'autorità giudiziaria nel più stretto riserbo. E adesso invece parliamo di rissa, di una violenta rissa che si è sviluppata in via Roma. Siamo a Treviso e ci colleghiamo in diretta con Francesca Bozza. Buongiorno Francesca. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Via Roma, incrocio con Vicolo Rioli, insieme a noi l'avvocato Fabio Crea. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti. Oggi qui però in veste di residente di Via Roma, lo ricordiamo, rientra nella zona rossa di Treviso ed è qui proprio nell'angolo in cui ci troviamo insieme a Nicoletta Rizzetto, che ieri sera intorno alle 19 c'è stata una rissa, un gruppo di ragazzi stranieri erano seduti qui. Inizialmente nel video girato da alcuni residenti si vede appunto questo gruppetto chiacchierare, scambiarsi qualche sigaretta, tutto sembra normale fino a quando non si sa cosa succeda, probabilmente una parola di troppo e scatta la violenza con spintoni e schiaffi. E proprio mentre stava rientrando a casa l'avvocato Crea si è trovato di fronte a questa scena. Sì, ero insieme a un collega, le due figlie piccole che ho mandato ovviamente velocemente a casa, e questa rissa che è stata in due momenti, perché in un certo momento è terminata, poi è ripartita, in mezzo ovviamente al passaggio di gente, diciamo così, normale, che ovviamente avrebbe potuto causare, oltre che contraccolpi psicologici nei confronti di bambini e bambine, ma anche problemi di incolumità nei confronti dei passanti, perché ovviamente, come si vede nei video registrati da alcuni residenti, nel momento in cui c'è una rissa non è che i corrissanti si preoccupano di evitare danni eventuali nei confronti di passanti incolpevoli. Voi avete immediatamente chiamato le forze dell'ordine? Sì. A quel punto i protagonisti di questa rissa dove erano andati? Ma si erano dileguati, non hanno ritenuto, chi è intervenuto, le forze non hanno ritenuto di ricercarli eccetera, hanno proceduto all'identificazione mia e del collega che avevamo appunto allertato le forze dell'ordine, e anche quando avevo indicato uno dei principali corrissanti che stava transitando dall'altra parte della strada, non c'è stato, diciamo, molto interesse nell'andare a individuarlo, identificarlo e procedere come si sarebbe dovuto procedere. È qui nel punto in cui ci troviamo, avvocato, che c'è la criticità maggiore, perché servirebbe qualcosa in più? Assolutamente sì, sono questi 20 metri di strada, in realtà sarebbe anche chiusa per l'accesso alle autorimesse, questi 15 metri di via Roma che costituiscono il vero e proprio luogo in cui si creano dei gravissimi assembramenti, bivacchi, consumo di stupefacenti, consumo di alcol, anche fastidio ai passanti, e che poi determina anche quello che è stato definito anche nei giorni scorsi, perché ci sono documentazioni in tal senso, una vera e propria piazza di spaccio. Tutti altri controlli mobili o di altra natura che siano in altre zone della zona rossa sono totalmente insignificanti,
per questo che è il vero centro della problematica di degrado e anche di criminalità intesa come spaccio di sostanze stupefacenti. L'amministrazione è ben a conoscenza di questo da diversi anni e la situazione immutata continua ad essere così. Immutata al punto che state prendendo in mano lei come avvocato e insieme ad altri colleghi su mandato dei residenti per fare qualcosa in più? Sì, ci sono alcuni residenti che ormai esasperati da una situazione che ritengono e riteniamo assolutamente quasi imbarazzante che non si riesca a gestire 20 metri di strada, hanno deciso di dare mandato a me ad altri 2 colleghi, altri 2 avvocati per intraprendere azioni di natura giudiziale e anche di natura amministrativa per cercare di stimolare, diciamo così, le figure competenti facendo sentire i residenti la propria voce con azioni decisive che non siano solamente mail che sono inviate ormai dal 4 aprile del 2021. Il bilancio della zona rossa? Ma dipende da quello che è in valutazione. Se si considera l'intero perimetro della zona rossa, il numero dei controlli che il questore ha indicato nei giorni scorsi, fenomeni forse in diminuzione, potrebbe essere positivo. E poi se si guardano le singole peculiarità, o meglio le singole gravi criticità come quelle che stiamo raccontando e che raccontiamo da molti anni, devo dire che qui non sembra di essere in zona rossa assolutamente. Grazie all'avvocato Fabio Crea. Anche il sindaco Conte nei giorni scorsi aveva valutato positivamente un bilancio della zona rossa, chiedendo però maggiori controlli. Vedremo quello che accadrà sicuramente. Quanto accaduto ieri qui dove ci troviamo con Nicoletta Rizzetto riaccenderà la discussione sul provvedimento della zona rossa. Grazie ancora all'avvocato Crea. Da Treviso è tutto, la linea può tornare a te, Filippo. Grazie a Francesca Bozza per questo collegamento in diretta da Via Roma. Treviso. I carabinieri della stazione di Burano, siamo naturalmente a Venezia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio nei confronti della moglie. L'indagine era partita da una denuncia presentata dalla donna a dicembre, in seguito alla quale l'uomo era stato allontanato dalla loro abitazione. Nonostante l'allontanamento però si sarebbe ripresentati in più occasioni, l'ultima ieri sera, e fatto che questo ha richiesto l'intervento dei carabinieri, che hanno chiesto nuovamente l'emissione di un provvedimento restrittivo da parte dell'autorità giudiziaria. L'uomo è stato così condotto alla casa circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia. Torniamo ad occuparci del dramma familiare di Loria, con la bimba di 18 mesi travolta dal trattorino tagliaerba guidato dal papà. L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni colpose gravissime. Si valuta la posizione della madre per omessa custodia. La prognosi della piccola resta riservata. Da una parte le indagini dei carabinieri, dall'altro gli sforzi dei sanitari. Si muove almeno su 2 piani la vicenda della bimba travolta dal trattorino tagliaerba guidato dal papà 31enne, che ora si trova iscritto nel registro degli indagati per lesioni colpose gravissime. Un atto, quello dell'iscrizione, avvenuto a sua garanzia, con il pubblico ministero che potrà chiedere al GIP la nomina di un curatore per presentare la denuncia, trattandosi di un reato non procedibile d'ufficio. La procura trevigiana sta valutando anche la posizione della madre, 29 anni. Nel suo caso l'ipotesi è quella di un'eventuale omessa custodia, resta ovviamente sotto sequestro il mezzo. Si devono ricostruire gli istanti che hanno preceduto l'incidente, cosa sia successo nel giardino dell'abitazione tra i campi di Ramon di Loria in un sabato che doveva essere di tranquillità domestica. La bimba che gioca accanto alla mamma, il papà impegnato nel taglio dell'erba, poi quella retromarcia con la figlioletta rimasta travolta. Passaggi giuridico-legali definiti dovuti dagli inquirenti, con la piccola ancora ricoverata in pediatria intensiva pediatrica a Padova e sottoposta a una serie di interventi chirurgici d'urgenza. Uno in particolare avrebbe permesso di salvarle la gamba. Il quadro resta delicato, la prognosi riservata, ma sembrano affacciarsi segnali di speranza. Ma c'è un ulteriore piano, un terzo, quello psicologico. Lascerei tutte quelle che sono le riflessioni relative al campo del penale, del giuridico in una fase successiva.
mai nella pratica clinica il dolore cura. Quindi, siccome siamo in una fase in cui la bambina deve essere curata in modo particolare, io sono dell'idea che non ha nessun senso aggiungere dell'ulteriore dolore. È quindi una questione di priorità per Mirko Casteller, psicoterapeuta castellano. La sua è una riflessione amara. Nessun giudice può infliggere una condanna peggiore di quello che la vita ha già riservato per questi genitori. Il delitto di Vincenza Saracino, la donna uccisa in via Malviste a Treviso nell'estate del 2024. Il giudice venezuelano chiamato a giudicare Luigi Nasato, presunto assassino della donna, ha ufficialmente inoltrato alla procura trevigiana la richiesta di avere a disposizione l'intero fascicolo relativo all'indagine sull'omicidio della cinquantenne. L'uomo, ex vicino di casa di Vincenza Canizzano, dopo il delitto aveva trovato rifugio nel suo paese d'origine. Proprio in Venezuela Nasato si trova in carcere in attesa di processo. Il paese sudamericano fino ad oggi ha sempre negato l'estradizione. Alla base del delitto forse un rancore da parte dell'uomo nei confronti di Saracino. L'italo-venezuelano continua a proclamarsi innocente. Secondo la perizia psichiatrica, Olena Stasiuk, la madre del piccolo Giovanni Trame, era in grado di decidere e agire quando nel novembre scorso a Muggia ha ucciso a coltellate il figlio. La donna sarebbe quindi in grado di sostenere un processo. Olena Stasiuk, quando il 12 novembre scorso a Muggia ha ucciso a coltellate il figlio di 9 anni Giovanni Trame, era in grado di agire e poteva scegliere, nonostante un parziale vizio di mente. È quanto rileva la perizia psichiatrica a firma del dottor Lucio Di Gennaro e disposta in sede di incidente probatorio dal giudice per le indagini preliminari. Dunque, secondo la perizia, la 55enne di origine ucraina, accusata di omicidio volontario pluriaggravato, è in grado di affrontare un processo. Il pubblico ministero Alessandro Perogio chiederà il rinvio a giudizio. Attualmente la donna è detenuta al carcere di Bologna. Secondo la consulente della difesa Anna Palleschi, il vizio di mente sarebbe totale. Olena Stasiuk è assistita dall'avvocato Chiara Valente. All'udienza erano presenti anche Paolo Trame, il papà del piccolo Giovanni, il suo avvocato Giorgio Altieri e i dottori Mario Novello e Raffaele Barisani, consulenti rispettivamente del pubblico ministero e dell'ex marito della 55enne ucraina. La donna ha assistito all'udienza tramite videocollegamento. Queste le parole dell'avvocato di Paolo Trame, Giorgio Altieri, dello studio legale Tonucci & Partners. Accogliamo positivamente i risultati della perizia. È stato fatto un lavoro approfondito, una ricostruzione molto dettagliata che ha analizzato la situazione complessiva anche in base al disturbo paranoide di cui soffre la signora Stasiuk. La donna era stata seguita, il padre di Giovanni aveva lanciato più volte l'allarme, ma evidentemente non è stato ascoltato nei termini giusti. Ora, conclude il legale, auspichiamo che la procura possa vagliare quanto accaduto a 360 gradi. In procura a Milano si è svolto il terzo interrogatorio sul caso Cecchini del weekend. Ricorderete, si tratta di un'indagine che riguarda dei ricchi stranieri, inclusi sembrerebbe molti italiani, che durante l'assedio di Sarajevo a metà degli anni 90, siamo durante la guerra nella ex Jugoslavia, si sarebbero recati per versando somme ingenti a cecchini dell'esercito serbo-bosniaco per poter sparare a civili inermi. Prima del 64enne Brianzolo era già stato interrogato un 64enne toscano e un 80enne di San Vito al Tagliamento, per cui siamo in provincia di Pordenone. A Milano, come detto, si è svolto il terzo interrogatorio. Continuano gli interrogatori nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend di Sarajevo, facoltosi uomini che avrebbero speso centinaia di milioni di lire per sparare per divertimento sui civili inermi durante l'assedio serbo-bosniaco tra il 1992 e il 95. Questa volta è stato sentito in procura a Milano per circa mezz'ora un 64enne imprenditore brianzolo, Luca Radice, anche lui accusato di aver partecipato ai presunti safari umani. L'imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tramite la sua difesa ha annunciato che presenterà una memoria scritta dichiarandosi estraneo ai fatti. Ci hanno contestato quello che dovevano contestarci, abbiamo chiarito quello che dovevano chiarire, faremo una memoria con cui porteremo ulteriori argomenti e documenti a dimostrazione di quello che abbiamo detto. Al 64enne i carabinieri del ROS, che conducono l'indagine coordinata dal PM Alessandro Gobbis e dal procuratore capo Marcello Viola, sono arrivati grazie a un testimone il cui nome è riservato.
Questa fonte, citata nel suo libro inchiesta anche dallo scrittore Ezio Gavazzeni, che con un'esposta ha fatto partire l'indagine, ha raccontato che Radice si sarebbe vantato di aver partecipato alle battute di caccia durante una cena in una villa in Brianza tra il 2006 e il 2007. Cene o non cene, abbiamo risposto a quello che ci hanno contestato, siamo estranei, lo abbiamo dimostrato e lo dimostreremo con la memoria. Il prossimo passo dell'inchiesta sarà un nuovo interrogatorio per un indagato residente in Toscana che sarà convocato nelle prossime settimane. Si tratta del quarto dall'apertura dell'indagine dopo Giuseppe Vegnaduzzo, ex camionista friulano, l'ex cacciatore Lucio Cavanna, residente nell'Alessandrino, e Radice appunto. A tutti i PM milanesi contestano l'accusa di omicidio volontario continuato e aggravato dai motivi abietti. Nel frattempo chi indaga potrebbe acquisire nuove informazioni utili anche da un avvocato di Parigi che ad aprile ha raccolto una nuova testimonianza secondo cui i servizi segreti francesi già nel 92-93 erano a conoscenza dei safari umani, proprio come il Sismi che avrebbe interrotto i viaggi da Trieste dei presunti cecchini italiani. Ladri in azione alla Perishow, grande evento a Treviso, indagano polizia e carabinieri perché ci sarebbero stati più episodi con delle collanine strappate di dosso ad alcuni giovani. Una denuncia è stata presentata nelle scorse ore dalla famiglia di un ragazzo che ha parlato così ai nostri microfoni. Mentre eravamo sotto al palco e di scatto mi hanno rubato la collana da dietro e io mi sono girato ma non ho potuto vedere nulla. Ti sei sentito comprimere? Cosa hai sentito? No, io ho sentito la mano che me lo ricordo ancora adesso che era fredda e che ha tirato. A parlare uno dei ragazzi derubati venerdì sera nel corso della Perishow, grande evento che sta portando a Treviso, nell'area dell'ex Dogana, giovani da tutto il Veneto. Sul palco si stanno esibendo i cantanti più in voga del momento, sotto però qualcuno ne approfitta. A un ragazzo è stato rubato la collana e lo scippatore è stato preso anche, però non possono fargli niente perché sono fatti che appena la prendono e vengono presi la lanciano via. Penso anche più di un gruppetto che agiva, perché vedevi che giravano a gruppi, poi vedevi quelli un po' più sospetti, poi io dopo che mi è stata rubata la collana io ho detto faccio un giro per vedere se vedo qualcuno che è un po' sospetto e ho visto altri 2 o 3 ragazzi che facevano tipo segno per le collane o robe del genere, quindi dopo non si può neanche andare lì, hai rubato la collana però. Insomma, movimenti sospetti con il giovane che dopo essere stato derubato chiama anche la madre, sono momenti di tensione per tutti. E lui mi ha chiamato alle 11:30 la sera, disperato e dispiaciuto del fatto che era accaduto. E gli ho detto Riccardo di mantenere la calma, e perché lui era pronto subito che voleva cercare questo ragazzo per prenderlo. La famiglia presenta così denuncia ai carabinieri, ma su quella serata alla Perishow più in generale ci sono approfondimenti in corso da parte degli uffici investigativi della Polizia di Stato. Si deve anche capire se sia stato spruzzato a un certo punto dello spray al peperoncino. Non si è ben capito, io ho visto solo tanta gente uscire tutta di colpo e che si è subito dilagata, poi dopo 2 minuti sono tutti quanti ritornati sotto il palco. A Perishow ospita decine di migliaia di persone su una superficie estesa, mobilitati questura, carabinieri, polizia locale, unità cinofile con rinforzi arrivati anche fuori dalla Marca. Sono stati effettuati controlli specifici antidroga, massima attenzione anche per il prossimo weekend. Restano però le preoccupazioni di una madre. Molti più controlli e più severità. E leggi sempre un po' più severe, ecco. Avvocatura trevigiana in lutto per l'improvvisa morte del legale Antonio Campione, stroncato da un malore ad appena 44 anni. Ricordo del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso. Preparato e devo dire leale, rispettoso e insomma una grande perdita per l'avvocatura trevigiana. Avvocatura trevigiana sotto shock per la prematura quanto improvvisa scomparsa a soli 44 anni di Antonio Campione, colpito da un malore fatale mentre si trovava nella sua abitazione. Una notizia che ben presto ha raggiunto il foro di Treviso, dove l'avvocato Campione era molto apprezzato. È una tragedia perché quando muore una persona a 44 anni così improvvisamente, senza motivo, con un malore notturno, è ovvio che tutti ne risentono.
La carriera da avvocato ereditata dal padre Roberto, storico penalista, con il quale condivideva lo studio legale in Viale Cairoli a Treviso. Ha imparato benissimo la professione dal papà, con un passato anche calcistico. Il calcio, l'altra sua grande passione, con un passato nelle giovanili del Milan e nel professionismo, ma davanti a lui ora c'era una promettente carriera da avvocato interrotta improvvisamente. Campion lascia la moglie che lavorava con lui e la figlia di 13 anni. L'avvocatura tutta, in particolare il Consiglio dell'Ordine e anche sottoscritto, ci stringiamo nel dolore della famiglia per questa gravissima perdita. Al cordoglio dell'Ordine degli Avvocati si aggiunge quello della Camera Penale con il suo presidente Simone Guglielmin. La Camera Penale trevigiana ricorda il valente, giovane amico e collega Antonio e si stringe attorno ai familiari in questo momento di grande dolore. Le parole di Guglielmin. Sempre a Treviso si è spento a 90 anni l'imprenditore Renzo Secco, classe 1935, premiato nel 2024 dall'amministrazione comunale con la massima benemerenza cittadina, il Totila d'Oro. Fondatore e titolare delle Industrie Secco, assessore a fine anni 70 nelle file dei Repubblicani, a lungo insieme alla moglie Adelina si era impegnato anche nel sociale. Secco lascia la figlia Mariolina. I funerali saranno celebrati giovedì alle 11 in Duomo, partendo alle 10:45 dalla casa funeraria di via Cittadella della Salute. Eventuali offerte saranno devolute all'Advar. Ed ora parliamo del caso Venezzi. Dopo la revoca dell'incarico al Gran Teatro La Fenice, la giovane direttrice d'orchestra contrattacca e annuncia di fatto una guerra legale contro la Fondazione La Fenice. Bullizzata dalle maestranze quanto alla revoca dell'incarico da parte della Fondazione, è una posizione che andrà chiarita nelle motivazioni a cui si dovrà rispondere in modo opportuno, vale a dire a suon di carte bollate. Beatrice Venezzi reagisce contrattaccando alla chiusura dei suoi rapporti con il Teatro La Fenice di Venezia. 24 ore dopo l'annuncio del sovrintendente Nicola Colabianchi, la risposta della direttrice d'orchestra prelude a una guerra legale, tanto più che Venezzi lamenta di aver appreso della chiusura dei rapporti dagli organi di informazione e di aver ricevuto solo successivamente una lettera formale di risoluzione della nomina e su questo si astiene, dice, da ogni commento sull'eleganza della forma. Nessun passo indietro sulle dichiarazioni che hanno provocato la reazione di Colabianchi. Alla Fenice si tramandano il posto di padre in figlio, ha detto, e anche questo potrebbe diventare materia di scontro legale. Esternazioni tuttavia che per la direttrice avrebbero dovuto essere lette nel contesto dell'intervista e non distorte e strumentalizzate. Sullo sfondo una protesta, quella delle maestranze, senza sosta, con l'appoggio del pubblico. Mi hanno costantemente e sistematicamente diffamata, calunniata, offesa e bullizzata, attacca la direttrice. In Italia essere giovane è un handicap e poi donna un aggravante. Il mio è il successo di una ragazza di provincia che si è fatta da sola e questo non piace alla casta. L'allontanamento di Venezzi è un atto autonomo e insindacabile del sovrintendente, ha ribadito il ministro della Cultura Alessandro Giuli, e anche Palazzo Chigi si è chiamato fuori da un qualsivoglia condizionamento. Una excusatio non petita, quella della premier Giorgia Meloni, secondo il Partito Democratico, che legge nel caso Fenice l'ennesimo tassello di una politica delle nomine del governo che viene a cadere. Andiamo a sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni il sovrintendente del Teatro La Fenice Nicola Bianchi. Peraltro dopo la revoca della nomina Beatrice Venezzi come direttrice musicale del teatro non è stato individuato ancora un successore. Allora, per adesso non è previsto alcun nuovo nome. Sicuramente valuteremo tutti i nomi possibili, ma per il momento sia ancora prematuro perché non è stata fatta una valutazione su questo aspetto. Così Colabianchi chiarisce che non c'è ancora alcun nome sul dopo Venezzi, segnale che la scelta verrà affrontata solo dopo aver chiuso definitivamente la vicenda politica e mediatica. La decisione di rompere con la Venezzi, giunta nelle scorse ore dopo le sue dichiarazioni al giornale argentino La Nación, ritenute offensive e lesive verso orchestra e fondazione. Le dichiarazioni che erano lesive della dignità dell'orchestra, questo non poteva essere accettato, perciò ho proceduto come sapete. Lesive della dignità dell'orchestra e non soltanto, anche degli stessi incaricati dirigenziali del teatro. Lesive della dignità dell'istituzione e quindi per tutelare l'istituzione era necessario prendere questa iniziativa.
Ora, dopo lo strappo definitivo tra Beatrice Venezia e la Fondazione Teatro La Fenice, si aprono soprattutto 3 scenari. Il primo è quello interno alla Fenice, ovvero la priorità di trovare un nuovo nome per la direzione musicale prevista da ottobre 2026. Non è una figura obbligatoria, non è urgente procedere a questa nomina, abbiamo tempo di rifletterci e troveremo la soluzione più opportuna, precisa sempre Colabianchi, e proprio da lui si apre un possibile secondo scenario. Essendo stato lui a nominare Venezzi mesi fa e a revocarle l'incarico, inevitabilmente si apre un fronte sulla sua gestione. L'opposizione politica e parte del mondo musicale potrebbero chiedere conto di una scelta prima difesa e poi smentita nei fatti. Il terzo scenario è quello personale pubblico della Venezzi. La rottura con la Fenice rischia di pesare molto sulla sua credibilità artistica in Italia, ma potrebbe anche trasformarsi in un rilancio mediatico e politico. Il caso ha infatti ormai superato i confini del teatro e si è spostato sul terreno delle appartenenze e delle relazioni istituzionali. In sintesi, più che la fine di una nomina, questa appare come l'inizio di una nuova partita, ovvero chi guiderà la Fenice da ottobre, quanto reggerà Colabianchi e quale sarà il prossimo approdo della Venezzi. Ha avuto modo di sentirsi col maestro Venezzi? No. E non avete intenzione di farlo? No. Dopo l'addio a Beatrice Venezzi, le maestranze con l'orchestra e le sigle sindacali tornano comunque a chiedere anche la revoca dell'incarico al sovrintendente Nicola Colabianchi. Voi dell'orchestra e del coro della Fenice avete chiesto anche la sospensione dello stesso sovrintendente? Sì, certamente questo è un passaggio importante, la revoca della Venezia è un passaggio importante perché tutto è partito da lì, però purtroppo questa direzione, il sovrintendente in particolare, non gode più della stima non solo dell'orchestra, del teatro, di tutti i lavoratori del teatro, ma anche del pubblico e di una importante parte della critica nazionale e internazionale. Quindi il problema rimane, il problema del sovrintendente rimane. Così Trentin, dopo la revoca della Venezia, a nome del sindacato torna a chiedere anche quella del sovrintendente Colabianchi, appoggiato invece dal ministro Giuli e dalla premier Meloni. A pensarla diversamente, il corpo d'orchestra invece che continua a chiedere le dimissioni del sovrintendente, peraltro già avanzate mesi fa. Nelle scorse ore i festeggiamenti intanto alla notizia del requiem della Venezzi, con il pubblico e l'orchestra in piedi all'unisono dentro come fuori il teatro, appresa la notizia. Noi rimaniamo fermi sulle nostre istanze perché sono molteplici e logicamente questo è un atto dovuto che finalmente è giunto al termine e andremo avanti perché abbiamo un mandato dei lavoratori che rimane fermo e quindi adesso c'è del lavoro da fare. Sulle questioni ancora aperte al Teatro La Fenice non soltanto le maestranze ma anche il sindacato regionale con la CISL che da qui auspica un punto zero di partenza, anzi di ripartenza. E con questa decisione di fatto si possa adesso ripartire da zero. Ovviamente questo è un auspicio dettato anche dal fatto che noi dobbiamo affrontare tantissimi altri argomenti all'interno del teatro e quindi per affrontare questi argomenti c'era la necessità di avere un clima più disteso, cosa che prima purtroppo non c'era. Infine, da donna a donna, il fair play e l'eleganza con cui questa violinista dell'orchestra La Fenice augura il meglio alla Venezzi. In orchestra, in tutto il teatro, donne ce ne sono tantissime, basta vedere i nostri video, insomma siamo in tante musiciste, ma in tutti i settori, chiaramente nel coro per ovvie ragioni, e nei reparti tecnici, per cui non c'è mai stata questa discriminazione, è stata solo una questione di metodo non condiviso. E quindi non saprei cos'altro dirle se non augurarle una buona fortuna.
Parliamo ora degli accertamenti che sono stati disposti sul processo che ha portato alla grazia di Nicole Minetti, l'ex consigliere regionale della Lombardia, perché c'è una notizia che arriva da Padova. Il professor Luca Denaro, direttore di neurochirurgia pediatrica e funzionale dell'azienda Ospedali Università di Padova, ha ribadito di non aver mai avuto contatti con la signora Nicole Minetti e conferma di non avere mai avuto in cura il bambino. Il bambino diciamo che necessita, come avrete letto su questa vicenda, che necessitava di un'assistenza particolare che poi ha portato alla concessione della grazia a Minetti. A riferire quanto vi ho appena letto, una nota dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, il nome di Denaro figura nella ricostruzione giornalistica circa il percorso che ha portato alla concessione della grazia presidenziale a Nicole Minetti, che oltre che consigliere regionale in Lombardia è stata anche un ex igienista dentale, in particolare di Silvio Berlusconi. Voltiamo pagina, settimana decisiva questa che è iniziata per il progetto di un maxi agrivoltaico a Rosà, siamo alle porte di Bassano. Giovedì l'amministrazione sarà a Venezia per portare le istanze del territorio in consiglio regionale e c'è un precedente clamoroso che arriva dalla Lombardia. Entra nella settimana decisiva il progetto legato all'agrivoltaico di Rosà, che attualmente è fermo con le 4 frecce per consentire al privato di comporre il faldone con le risposte all'immenso volume di osservazioni arrivate dal territorio. Giovedì mattina l'amministrazione comunale sarà in consiglio regionale, convocata dalla seconda e dalla terza commissione riunite per l'occasione per raccogliere le informazioni, si legge nell'invito, relative agli impatti economici e territoriali connessi alla costruzione e alla gestione di impianti agri-fotovoltaici. Tradotto dal burocratese vuol dire che il territorio può dire la sua anche in regione, dopo averlo fatto in tutte le salse, dai consigli comunali a quelli di quartiere. E non è mica una questione di lana caprina, no, qui si parla di precedenti addirittura clamorosi, basta spostarsi a 2 passi dal Veneto. La speranza infatti è che dalle rive del Canal Grande, sponda Ferrofini e sponda Balbi, si possa ricalcare quanto è avvenuto nei giorni scorsi in Lombardia, dove la regione ha bocciato il progetto di un maxi agrivoltaico per molti versi simile a quello che si vorrebbe costruire a Rosà. Accade a Mulazzano, in provincia di Lodi, dove si parlava di un progetto da 116 ettari e 86.000 pannelli osteggiato per le sue ricadute sul suolo agricolo. Vi ricorda niente? Sono le stesse premesse della faccenda di Rosà. Nel caso di Mulazzano il territorio aveva detto di no, esattamente come è accaduto per l'impianto di Travettore, e la risposta dell'istituzione è stata chiara e precisa. Attenzione però, perché ora la palla passa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che potrebbe confermare la decisione regionale o ribaltare il verdetto nell'ottica delle politiche energetiche che vengono viste sempre più necessarie e stringenti a causa della situazione internazionale. Insomma, gli esempi ci sono e la strada potrebbe essere già stata tracciata, basta che poi a Roma non si disfi quel che il territorio, in Lombardia come in Veneto, ha costruito con tanta cura e perseveranza. In ogni caso la settimana è di quelle decisive e a Rosà c'è chi affila le armi, la battaglia infatti deve ancora cominciare. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG, adesso andiamo al Brennero, dove c'è stata una manifestazione di migliaia di agricoltori provenienti anche dal Veneto per difendere il Made in Italy. In 10.000 al Brennero per difendere l'agricoltura e l'allevamento italiano. Sono partiti anche dalle campagne di tutto il Veneto in migliaia per far sentire la propria voce in un momento di crisi. La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz hanno ricadute gravi anche sulla nostra regione. Siamo qui anche per protestare contro l'aumento del caro energetico che sta condizionando fortemente anche le nostre attività, aumento del gasolio, dei costi energetici, dei fertilizzanti. Siamo qui anche per manifestare basta guerra, mettiamoci su un tavolo, dialoghiamo e cerchiamo di risolvere questa situazione che oggi si sta provocando tantissimi danni economici alle nostre aziende. Le richieste degli agricoltori, però, sono anche per l'Europa, per combattere quel fenomeno paradossale dell'ultima trasformazione sostanziale che permette a prodotti
stranieri di diventare made in Italy. Cosce di pollo che diventano magicamente, pur provenienti dal Sud America, crocchette di pollo italiano, cagliate ucraine che diventano mozzarelle italiani, carciofi egiziani che vengono tagliati e messi sott'olio che diventano carciofini sott'olio italiani, prosciutti che provengono dall'Olanda e solo perché salati diventano improvvisamente e magicamente prosciutti italiani. Il tema della tracciabilità interessa i produttori, ma anche i consumatori che con queste regole non riescono a ricostruire la filiera dei prodotti che portano sulle loro tavole. 20 miliardi è il valore economico che viene sottratto al lavoro dei nostri agricoltori tramite l'ultima trasformazione consentita dal regolamento del codice doganale, un qualcosa che va combattuto con forza, almeno per quanto riguarda la filiera agroalimentare. Siamo riusciti a ottenere in Italia l'obbligo dell'origine su tante filiere agroalimentari, ma questo non vale quando noi esportiamo i nostri prodotti nel resto del mondo. È proprio quello che chiediamo alle istituzioni europee: maggiore trasparenza, obbligo dell'origine in tutti gli Stati membri, dando evidenza al singolo paese da dove proviene il prodotto agricolo. Inquinamento lungo l'autostrada pedemontana. Il centrosinistra chiede alla Giunta regionale di adottare criteri di massima cautela. Il consigliere Carlo Cunegato ha presentato una mozione per approfondire il rischio sanitario. A breve depositeremo una mozione in regione per chiedere degli investimenti sostanziosi per approfondire la possibile tossicità dei PFBA. Voi sapete che in Veneto 400.000 persone hanno bevuto un'acqua avvelenata a causa dei FAS della Miteni. Oggi c'è il caso FAS pedemontana. Questi PFAS a catena corta allo stato attuale delle conoscenze scientifiche non sarebbero altrettanto pericolosi come quelli della Miteni. La loro diffusione però nell'Alto Vicentino fino al Bassanese lungo l'autostrada pedemontana è stato capillare, soprattutto in alcuni punti critici. Il consorzio SIS, per essere più veloce, ha usato un accelerante nel calcestruzzo, nei tunnel tra Malo e Sant'Urbano, e molti FAS sono finiti nei torrenti circostanti e poi 3 milioni di metri cubi di materiale contaminato è finito in 28 siti del Vicentino. Per questo abbiamo chiesto come centrosinistra la convocazione di una commissione sanità ambiente per capire, monitorare, evitare un altro scandalo ambientale. Giovedì scorso la Commissione regionale congiunta Sanità e Ambiente ha illustrato le differenze rispetto ai PFAS a catena lunga. Questi composti chimici più recenti con emivita breve nel sangue non si accumulerebbero nell'organismo, ma questo non sarebbe ancora garanzia di innocuità nell'uomo. Una rassicurazione fornita dalle ultime ricerche che appare ancora fragile. Io ho trovato uno studio statunitense dell'EMA che dice che i PFBA non sono nel sangue ma si accumulano nei tessuti, ed è dimostrato che sono nocivi per i reni, il fegato e anche la tiroide di molti animali. È ancora ipotizzabile ma non negato che siano nocivi per gli uomini. Per questo dobbiamo usare il principio di precauzione, dobbiamo essere vigili, attenti e monitorare, perché non possiamo permetterci un altro scandalo ecologico vergognoso come quello della Miteni. Faccia a faccia alla provincia di Padova tra il presidente Sergio Giordani e il consigliere delegato alla viabilità Stefano Baraldo e i sindaci dei 4 comuni dell'Alta Padovana che insistono lungo la Val Sugana. Un incontro definito positivo. Nel piano degli interventi del 2027 sarà inserita una rotatoria nel centro di Curtarolo. Un mese fa l'incontro in municipio San Giorgio in Bosco, da dove avevano inviato una lettera al presidente della provincia Sergio Giordani. Sui 20 chilometri di competenza dell'ente della Valsugana andava messo mano al più presto. Un incontro tra i sindaci ha portato i primi risultati. Al tavolo con Giordani, Stefano Baraldo, consigliere delegato alla viabilità, la prima cittadina di Curtarolo, Martina Rocchio, il sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo, il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, e quello di Campo San Martino, Dario Tardivo. Il primo intervento, concordato in provincia, riguarderà il centro di Curtarolo, tagliato in 2 dalla Valsugana. Siamo arrivati a questo accordo, quindi partiranno con il primo intervento proprio a Curtarolo, come peraltro richiesto da tutti i sindaci,
e di conseguenza verrà rivisto un po' quello che è il progetto della rotatoria nel centro di Curtarolo, tra l'emissione tra le due strade provinciali SP70 e SP47 nel corso del 2026. Verrà inserito nel piano triennale delle opere provinciali. I cantieri potrebbero aprirsi già nel 2027 per un costo di oltre 2 milioni di euro. Dopo Curtarolo, necessario anche l'intervento nell'altro nodo critico, l'incrocio di San Giorgio in Bosco. Un nodo molto critico, strade molto trafficate, in quanto viviamo in un territorio fortemente urbanizzato, ma anche con tantissime attività produttive che naturalmente implica un traffico sia di automobili sia di mezzi pesanti molto importante. Ascom cambia nome e diventa Confcommercio Padova. La relazione dell'assemblea annuale del presidente Patrizio Bertin sullo stato del commercio a Padova e provincia. Il centro storico di Padova vivacchia, ecco, mi permetto di dire così perché nonostante ci sia stato un afflusso di turismo importante, nonostante ci siano state veramente delle situazioni anche interessanti da studiare e da capire però, perché vediamo che i negozi di Padova hanno acquistato un turnover che è impressionante ormai, chiudono in tanti provano ad aprire e così non c'è una stabilità commerciale. È questo che dobbiamo puntare, avere una stabilità commerciale. In tempi difficili come quelli in cui stiamo vivendo, dove le certezze sono poche, quello che chiedono i commercianti è la stabilità. Lo dice il presidente di Confcommercio Padova, Patrizio Bertin, all'assemblea annuale dell'associazione che non si chiama più Ascom. Il mondo sta cambiando ed è giusto che anche noi affrontiamo i temi e i problemi che verranno anche avanti nella maniera giusta. Questa semplificazione, diciamo, non è che l'Ascom resterà sempre nella nostra memoria e nel nostro essere, noi saremo sempre comunque l'Ascom, però questa cosa dà un segnale nuovo, positivo e fa ragionare anche i nostri associati in maniera diversa. Il presidente Bertin ha voluto fare anche un appello alla giunta che il prossimo anno prenderà il posto di quella Giordani. La nuova giunta che si presterà a guidare la nostra città deve essere una giunta, diciamo, altamente qualificata, perché i temi sono tanti e Padova è una città che ha dimostrato anche negli ultimi anni di avere un appeal importante sia dal punto di vista culturale che anche turistico. Però le sfide che si presenteranno saranno sfide diverse e molto più importanti. Per questo io mi raccomando che quelli che si vogliono candidare devono essere preparati anche in questo senso. A parte le ideologie, io dico guardiamo il territorio e rendiamolo sempre più importante. A Treviso il consigliere comunale Marco Zabai e alcuni cittadini segnalano la trascuratezza della manutenzione del verde in alcune zone della città, in particolare a San Pelaio e a San Paolo, dove nel bosco urbano l'erba è arrivata ad altezza d'uomo. L'erba è un po' troppo alta? Beh, direi di sì, ormai è arrivata a altezza d'uomo. Io ci passo tutti i giorni, però sarebbe, cioè la ditta che ha la manutenzione dovrebbe provvedere al taglio, insomma, a tenerlo in ordine, perché è un bosco frequentato, bello anche. È un peccato veramente, insomma, vederlo così. Qui siamo al bosco urbano di San Paolo. L'avena ormai in alcuni punti è ben più che ad altezza uomo, e se mentre si passeggia è splendido ammirare i fiori della salvia dei prati, non altrettanto è pensare di potersi sedere mentre da sotto o da dietro si viene punzecchiati dalle erbe che invadono anche le panchine. Il consigliere del Partito Democratico, Marco Zabai, ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini di San Pelaio e Sant'Abona e anche del centro, e si rivolge direttamente all'assessore responsabile Alessandro Manera, a cui chiede come mai, nonostante il cambio di ditta, il verde sia trascurato in questo modo, non adeguatamente manutenuto, essendo questo uno dei biglietti da visita della città. Stiamo procedendo a quello che è lo sfalcio di tutta la città. Chiaramente il primo sfalcio è sempre il più problematico, perché non possiamo mettere 50 squadre contemporaneamente, ce ne sono 10 e sono anche aumentate rispetto al passato. Chiaramente abbiamo spostato le squadre in questi giorni perché c'è la Perishow e c'era la partita di rugby, quindi diciamo la programmazione è stata un po' cambiata, però
in questa settimana finiremo tutta la città ed è il primo sfalcio. Ci scusiamo per qualche disagio, però è chiaro che quando si comincia a fare questo lavoro in una città grande come Treviso e con tutte le bellissime caratteristiche a Treviso, qualcuno resta più indietro, qualcuno va più avanti, però siamo sicuri di essere in linea coi tempi. Nessun dubbio sulla bontà del cambio di gestore, passato da Contarina a 3 nuove aziende. Ci sono 3 nuove aziende che fanno 3 lotti diversi, siamo soddisfatti, qualcosa li abbiamo ripresi perché siamo anche noi molto pretenziosi, ci siamo fatti sentire, per esempio sulla raccolta dell'erba dopo lo sfalcio, però hanno capito l'importanza di questo servizio a Treviso e quindi stanno procedendo come richiesto. Anche il clima, con il caldo quasi estivo, ha accelerato la crescita dei prati, ma l'assessore rassicura che l'intera amministrazione tiene particolarmente alla cura del verde e si impegnerà per mettere a posto i problemi. Stiamo bene in maglietta come siamo oggi, però siamo passati dal giubbotto alla maglietta e chiaramente giustamente il verde fa il suo effetto e cresce molto velocemente, però ripeto, cerchiamo di essere in linea coi tempi e per qualche disagio ci scusiamo. E comunque il verde è sempre pronto a ricevere le segnalazioni, anche io direttamente, ma tutti gli amministratori, perché noi ci teniamo, ci tiene il sindaco, ci tiene la giunta, ci tiene tutto il consiglio comunale. Ci fermiamo ancora per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Ora vi raccontiamo una festa ma anche un momento formativo per 2000 studenti della provincia di Padova, una tradizione che coinvolge anche i vigili del fuoco e che si ripete negli anni ed entusiasma i bambini di materne ed elementari. Una festa per i 2000 bambini delle scuole primarie e delle materne della provincia di Padova nella sede dei Vigili del Fuoco di via San Fidenzio. Una giornata di festa, appunto, ma anche di formazione per educare, anche con il sorriso, i più piccoli. È una giornata, dicevo, di felicità, di gioia, di serenità, ma si spera anche che poi, magari, perché no, nel futuro si trasformi anche in un ricordo che rimane nella loro memoria, che poi si riverbera nella cultura della sicurezza. Quando saranno ragazzi, ecco, o anche un po' più adulti, può essere che, e penso che sarà così, che rimanga questa memoria storica di aver visto i Vigili del Fuoco, di aver parlato di sicurezza, avete visto il fuoco, avete visto l'acqua e quindi in qualche maniera sia un investimento per il futuro. L'incontro primaverile con le scolaresche è diventata una tradizione per i pompieri padovani che ogni anno accolgono migliaia di studenti. Una tradizione alla quale il nuovo comandante provinciale non vuole rinunciare. Padova è un evento che ha in qualche maniera standardizzato, quindi è nato qualche anno fa e c'è tutta la volontà di creare questa giornata il 27 di aprile come una giornata dedicata ai bambini, ai concetti di sicurezza e vi anticipo che il prossimo 27 aprile si ripeterà sicuramente e siamo molto felici di questo. Invece a Tezze sul Brenta i Fanti hanno consegnato alle classi quinte elementari la bandiera tricolore davanti al monumento ai caduti. 150 ragazzini e ragazzine delle classi quinte delle scuole elementari di Tezze sul Brenta presenti al tradizionale appuntamento della consegna della bandiera italiana da parte dei Fanti della locale sezione davanti al monumento ai caduti di Stroppari. Un'iniziativa svolta come tradizione a ridosso del 25 aprile, festa della liberazione, per spiegare ai più giovani il significato delle parole libertà e democrazia, conquistate grazie a chi ha dato la vita nel loro nome e nel nome del tricolore. È bellissimo trovarsi qui con tutti questi ragazzi. Potevamo andare nelle scuole, non siamo andati nelle scuole a consegnarlo perché è molto più bello per noi associazione portarli davanti a un monumento, è un significato di onore ai caduti, li portiamo sempre volentieri qui davanti a un monumento. Per i giovani diventa una lezione di educazione civica, di rispetto e condivisione. La pace e la democrazia le abbiamo avute in eredità, ma non sono scontate, bisogna lottare ogni giorno per mantenerle. Ogni giorno bisogna proprio lottare, come dice lei, per mantenerle e questi ragazzi devono essere di questo consapevoli. Nel nostro territorio si verificano spesso, non per colpa loro, ma anche dei ragazzi di maggiore età, insomma situazioni di danni al patrimonio. Questo deve essere proprio un momento di educazione per loro affinché amino il loro territorio, amino la loro comunità.
Alla residenza per anziani Umberto I di Montebelluna invece è stato protagonista lo judo grazie a un ospite della struttura icona di questa disciplina, Mariano Vio. 97 anni, cintura nera di judo, Mariano Vio è ancora oggi profondamente attaccato alla disciplina che ha portato tra gli anziani residenti del centro servizi Umberto I di Montebelluna, disciplina fisica, tecnica e mentale che lo ha forgiato in gioventù. 17-18 anni, perché prima si era colpiti dal gioco del calcio e si andava a giocare, poi è nata questo tipo di sport. Sono entrato e ho sempre fatto il meglio possibile fino a che sono arrivato per poco a questa cintura nera da diversi anni. Una giornata dedicata alla sua storia è una pratica sportiva ricca di valori, quella vissuta all'Umberto I grazie alla collaborazione dell'associazione Judo Montebelluna, con Vio che ha portato la sua testimonianza, le lezioni a Pederobba, l'apertura di una palestra a Cornuda, l'attività a Montebelluna e Treviso. Diversi anni ho insegnato per conto mio, avevo una buona squadrita, poi si sono invertite le cose e siamo andati militari da una parte dall'altra e quindi abbiamo perso la via che avevamo cominciato. Un'altra giornata oggi all'Umberto I di sport con la SD Judo Montebelluna. Un ringraziamento ovviamente a Adriano Pizzolon, presidente del judo, a tutti i propri atleti e atlete che sono qui oggi per creare una giornata di sport con gli ospiti dell'Umberto I. L'ennesimo appuntamento che abbiamo programmato, abbiamo progettato per quest'anno, insieme ad tanti altri appuntamenti all'insegna della condivisione e della partecipazione del centro servizi nel territorio come struttura aperta alle associazioni e agli organismi del territorio. Parola d'ordine prevenzione. Da maggio a ottobre prossimi alla sede LILT di Marostica si potranno prenotare visite senologiche gratuite. Visite senologiche gratuite dal 5 maggio al 31 ottobre nella sede LILT di Marostica, un progetto voluto dall'amministrazione comunale nell'ottica della promozione e della prevenzione di una patologia, il tumore al seno, sempre in aumento, con oltre 4.000 nuovi casi all'anno diagnosticati solo nella nostra regione. E quindi speriamo che le donne del comprensorio colgano questa occasione che viene fornita dalla LILT. È il presidente LILT della provincia di Vicenza, Giuseppe Galvanin, che si rivolge alle donne e sottolinea quanto sia importante aver cura di se stesse prima che sia troppo tardi, afferma senza mezzi termini. Il 90% vengono salvate, ma le altre 10% è perché secondo me passano sopra a certe condizioni e poi si accorgono, quando purtroppo non c'è più niente da fare, che il tumore ha camminato, si è ramificato e non possono più fare niente. Le visite si svolgeranno esclusivamente su prenotazione negli ambulatori di Via dalle Laste, basterà una telefonata al numero che state vedendo. Una donna deve telefonare al nostro centralino al lunedì e al giovedì pomeriggio e chiedere un appuntamento e le segretarie nostre, le volontarie, daranno il giorno in cui possono venire a fare le visite. Adesso cambiamo argomento, andiamo a Padova dove il cavallo è al centro di un nuovo modello di sviluppo rurale e di turismo rigenerativo. Scoprire il territorio attraversando i paesaggi più belli a cavallo, un turismo lento che punta a valorizzare le aree rurali, ma anche le imprese, il mondo agricolo e gli operatori turistici. Anche Padova e il suo territorio puntano a sviluppare questo modello nell'ambito del progetto Italia con il cavallo. Il nostro obiettivo è quello di sdoganare il concetto dell'equiturismo portandolo alle realtà che vogliono conoscere il cavallo, quindi non solo per amazzoni e cavalieri, ma anche per coloro che vogliono vivere una giornata in mezzo al verde o una vacanza in una fattoria didattica dove il cavallo è un forte mediatore culturale e di relazione con la natura. A Palazzo della Ragione, con il suo maestoso cavallo ligneo del 1466, si sono trovati enti locali, organizzazioni agricole ed operatori economici per dare vita ad una cabina di regia territoriale per sviluppare percorsi attrattivi. È una nuova modalità di far scoprire il territorio padovano grazie appunto all'esperienza a cavallo, che diventa un vettore privilegiato per promuovere appunto la nostra terra, la nostra bellissima terra disseminata di bellezze architettoniche, paesaggistiche e storiche, grazie a un turismo lento, un turismo sostenibile, un turismo a contatto con la natura che può diventare una grande opportunità di sviluppo grazie al sistema, un sistema che vede ovviamente la città di Padova al centro ma i territori protagonisti. Il
cavallo diventa un elemento chiave capace di attirare esperienze turistiche autentiche, immersi nella natura, ma anche un forte richiamo con la nostra storia. Indubbiamente il cavallo, l'idea del Cavallo Italia è un grande progetto che mette assieme, diciamo, la dimensione turistica con la dimensione culturale. Il progetto che si sta sviluppando infatti ha un preciso obiettivo: creare una connessione tra i luoghi e la tradizione culturale venetica del cavallo. Voi dovete pensare che c'è un'antichissima tradizione, Esiodo, Euripide, Strabone parlavano spesso degli iperborei dei bei cavalli, dei veneti, dei bei destrieri. In questi fine settimana la provincia di Padova diventa meta di turisti che sempre più scelgono una forma di vacanza lenta, a contatto con la natura, e i Colli Ugani sono il paesaggio e i luoghi di riferimento per lo sviluppo del turismo rurale rigenerativo legato al cavallo. Stiamo lavorando molto sulla costruzione di povie, di sentieri per la perlustrazione dei nostri colli con questo meraviglioso animale che ha segnato la storia dell'uomo fin dall'antichità. È un modo per vivere il nostro parco, di scoprire le bellezze naturalistiche, paesaggistiche del nostro parco. Siamo in chiusura di telegiornale, ma ci colleghiamo al volo con Conegliano, dove c'è per noi Francesca Bozza, perché ci sono degli studenti che sono stati rapinati fuori dalla scuola e 3 minorenni sono stati denunciati. A te la linea, Francesca. Buongiorno di nuovo Filippo, sì, da Treviso ci siamo spostate con Nicoletta Rizzetto a Conegliano, alle mie spalle l'istituto Cerletti, perché è stato proprio fuori dai cancelli dell'istituto enologico di Conegliano che c'è stata questa rapina lo scorso 28 marzo ai danni di 2 studenti sedicenni. Stavano aspettando di entrare appunto in classe, erano fuori dall'istituto quando sono stati avvicinati da 3 coetanei tra i 16 e i 17 anni che li hanno minacciati. Uno era armato di coltello, gliel'ha puntato contro e si è fatto consegnare il denaro, 40 euro, che il ragazzo aveva in tasca. L'amico invece è stato fatto inginocchiare e preso a schiaffi. Non contenti, poi i 3 aggressori hanno minacciato i 2 studenti di non raccontare nulla per non avere conseguenze. Quanto successo invece è stato giustamente, prontamente denunciato. Gli agenti del commissariato di Conegliano si sono messi subito alla ricerca, sulle tracce dei 3 responsabili, che sono stati identificati e adesso denunciati. Come detto, si tratta di 3 studenti, di 3 ragazzi tra i 16 e i 17 anni. Un episodio molto simile era accaduto lo scorso febbraio a pochissimi metri di distanza da qui, lo sta inquadrando adesso Nicoletta. Si tratta dell'istituto Galileo Galilei. All'esterno dell'istituto, appunto, lo scorso febbraio un studente sedicenne era stato aggredito da 3 giovani, anche questi tra i 16 e i 17 anni, che lo avevano minacciato di consegnargli il giubbotto. Il ragazzino però, che è stato poi aggredito riportando ferite guaribili in 7 giorni, era stato salvato dall'intervento di un passante che aveva allontanato i 3 aggressori. Da capire naturalmente ora se si tratti della stessa banda, dello stesso gruppetto che ha agito qui lo scorso 28 marzo, appunto rapinando i 2 studenti sedicenni. Ora ci sono 3 giovanissimi denunciati dalla polizia di Conegliano. Da Conegliano con Nicoletta Rizzetto è tutto, può tornare a te la linea, Filippo. Francesca Bozza per questo collegamento da Conegliano, in chiusura di questa edizione di Focus TG, curata dal punto di vista tecnico da Edoardo Paris, Simone Merlo e Marco Mattiuzzo. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta, questa sera a partire dalle 18:50, prima col telegiornale di Bassano del Grappa, quindi col telegiornale di Vicenza. Stasera alle 21:15 il talk show Focus, ospiti Elena Bottaccin, Monica Coin, Fabio Crea, Gennaro Marotta, Vivian Moro, Leonardo Padrin, Enzo Siviero e Stefano Trubian. Con questo per ora è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.